bavarese alle pesche. Gli ingredienti che mi servono sono: per la base 400 g di biscotti secchi, 200 g di burro che poi andrà a fuso. Dopo avrò bisogno di 10 tuorli d'uovo, 260 g di zucchero, vaniglia, mezzo litro di latte, 12 fogli di gelatina e 800 g di panna fresca liquida. Poi avrò bisogno ancora di 2 pesche belle mature profumate, 100 g di zucchero e un bicchiere d'acqua. Ho messo a bollire pesche, zucchero e acqua, faccio bollire per circa 10 minuti, dopo andrò a frullare il tutto. Mentre le pesche sono in cottura ho messo a bollire anche il latte. Ho versato il composto di uova e zucchero lavorati bene dentro il latte. Adesso mescolo e faccio scaldare fino a quando raggiunge la temperatura di 80-82 gradi. Ho appena aggiunto la gelatina dentro la crema. Adesso l'altra gelatina ne ho lasciato giusto 2 fogli, 2 foglietti piccoli. Li vado a versare dentro le pesche. Adesso andrò a frullare le pesche, sciolgo bene la gelatina e poi porto in frullatore. Nel frattempo ho frullato e sminuzzato i biscotti. Adesso ci metto dentro tutto il burro fuso. Do una bella mescolata. Adesso preparo il biscotto base per la bavarese. Andiamo a schiacciare molto bene, se serve anche con le mani. Poi una volta pronto lo portiamo in frigorifero per un'oretta. Inizio a montare la panna, però non deve montare a neve, deve rimanere semi montata. Adesso che la panna è semi montata e il composto di latte, uova e zucchero e gelatina sono freddi a temperatura ambiente, circa 30 gradi, pian piano vado a incorporare la panna semi montata e vado a mescolare piano piano facendo un movimento dall'alto verso il basso per non smontare la panna. Ho appena versato la crema bavarese sulla teglia da forno con cerniera, dove dentro c'era già la base biscotto che avevo preparato prima e che avevo fatto rassodare. Adesso finisco aggiungendo le pesche che ho frullato prima con zucchero e acqua e ho aggiunto anche la gelatina. Le vado ad aggiungere. Lo facciamo subito. Di solito si aspetta che si congeli la crema sotto, ma io voglio proprio un effetto un po' chiazzato e quindi è un lavoro che preparo subito. Così. Adesso per guarnire prendo qualche fettina di pesca che ho tagliato prima e gliele metto sopra.
Ora porto in congelatore per almeno 5 ore. Ci vogliono tutte 5 ore. Eccoci, la mia bavarese alla pesca è pronta.